Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player, catapultandoci all'interno di un nuovissimo episodio, ovvero Giù ai Moli, il capitolo che abbiamo iniziato nella missione precedente. Allora, vediamo un po', dobbiamo andare a parlare sempre con il nostro caro amico Buck e adesso vedremo un po' all'interno della nostra carta geografica dove ci ritroviamo. Allora, siamo nei pressi di Bad Town, come potete ben vedere, eccoci qui, e a quanto pare il nostro bersaglio, ovvero il nostro obiettivo è a circa 800 metri dalla nostra posizione. Diamo un'occhiata se c'è disponibile qualche veicolo. Perfetto, c'è una bella macchinina davanti a noi a circa 50 metri vicino al campanile principale. Vediamo di procedere. Sono riuscito a risolvere innumerevoli problemi di connessione che avevo in questi giorni ed ecco perché non sono riuscito a caricare gameplay. Adesso a quanto pare è stato tutto risolto, vedremo un po'. Ehi, attenzione, ci sono dei pirati nemici che a quanto pare ci hanno visto. Dannazione, dobbiamo curarci immediatamente. Meno male che avevo preparato le siringhe. Vediamo di sfruttare questo bel parapendio per farli fuori. Ecco qua il primo. Maledetto. Becca di questo brutto stronzo. Qua non si può camminare neanche in pace, ragazzi, che iniziano a rompere le scatole. Ecco il primo all'interno di quella bella torretta. No, dannazione, l'ho mancato. Perfetto, beccati questo, amico mio. Cerchiamo di recuperare le frecce che abbiamo perso. Olè, vediamo di saccheggiare intanto il nostro amico. Gli abbiamo rubato il mezzo. E come potete vedere sono... Oh, attenzione. Dannazione, ancora? Mi sa che dobbiamo abbandonare la nostra freccia, ragazzi. Andiamocene via. Via, 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 via. Forza, presto. Andiamo. Bene. Vediamo, speriamo che non ci inseguano i ragazzoni. Meno male, 1000 metri il nostro obiettivo principale. Perfetto, qui c'era anche un'altra bella jeep. Maledizione, l'ho dimenticata. Ehi, ancora ci inseguono. Maledizione. Oh, attenzione. Come potete ben vedere sono riuscito a ricaricare l'inventario, più che altro a comprare le 10 frecce che avevo perduto nella missione precedente. Quindi adesso siamo completamente carichi di armi e munizioni. Allora, vediamo un po' di procedere dritto. Innanzitutto quella deve essere la torre radio a nord, perfetto per attivare l'intera mappa. Io dico, ragazzi, di perdere un attimo di tempo andando ad attivarla, che potrebbe essere un'ottima idea. Perfetto, lasciamo casomai la nostra bella macchinina qui, perché avere visuale su tutto il nostro, come possiamo dire, il nostro paesaggio è molto ma molto importante, soprattutto per notare innumerevoli luoghi di una certa importanza. Vediamo se possiamo scalare la montagna da questa parte. Bene, 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 perfetto, stiamo andando benissimo. Avanti. Ottimo. Vediamo un po' di salire. Sono riuscito a scoprire che esistono davvero molte tipologie di siringhe. Vi farò vedere. Andando nella sezione di preparazione sono riuscito a notare che per esempio nella sezione kit medico esistono davvero tantissime siringhe, tantissime ricette che permettono di curare il nostro personaggio secondo modi e dosi diverse. Vedete un po' la medicina tradizionale che abbiamo sempre usato può essere anche messa in concorrenza con le endorfine. Pompa al massimo le endorfine e ottieni 4 unità di salute aggiuntive e quindi una cura completa. Queste unità non si rigenerano e abbiamo bisogno di innumerevoli foglie. E visto che qualcuno di voi mi ha consigliato anche di migliorare l'abilità squalo per avere una resistenza maggiore, soprattutto nel combattimento, sono riuscito a notare che potenziando ottima forma avremo un'unità di salute aggiuntiva e questo potrebbe essere soprattutto molto utile per i combattimenti. Sempre un'abilità legata al ragno e all'airone, quindi io direi di potenziare immediatamente ottima forma per avere un'unità di salute aggiuntiva. Vediamo un po'. Adrenalina, le unità di salute parzialmente esaurite si rigenerano più rapidamente del 50%, potrebbe essere anche molto importante, però è sempre meglio dare uno sguardo a pronto soccorso migliorato. Senza medicina, tieni premuto Q per eseguire pronto soccorso e curare 2 unità di salute, ma anche questo potrebbe essere utile per aprirci la strada poi a forma smagliante, ovvero un'altra unità di salute in più. Perfetto. Adesso saremo molto più competitivi con 3 unità di salute e soprattutto nel momento in cui miglioreremo la nostra capacità in combattimento con delle siringhe, saremo molto più avvantaggiati. Ecco la torre radio, ragazzi, di cui vi parlavo. Magari possiamo ottenere conforto anche qui dentro, visto che ho visto anche qualche macchinina qui intorno. C'è un bel quad, mi pare, qui. Perfetto, possiamo prenderlo magari per scendere dalla montagna. Adesso ci facciamo queste 3-4 rampe di scala in modo tale da attivare la torre radio. Non so se è una mia impressione, ma ogni torre radio che affronto è sempre più difficile capire come arrivare in cima. Vediamo un po' in questa cosa dobbiamo fare. Attenzione, rischio di rompermi l'osso del collo. Tirati su, amico mio. Perfetto. Abbiamo perso una freccia, dannazione. Non sono stato abbastanza preciso. Perfetto, andiamo. Attenzione a non beccarci il tetano qui con tutto questo ferro arrugginito che c'è qua intorno. Vediamo un po'. Ah, questa bella scaletta. Dannazione, ci deve fare per forza i dispetti. Avanti. Olè. Vediamo un po' e siamo belli alti, ragazzi. Vediamo un po' qui. Quale sarà il prossimo enigma del giorno? Bene, proviamo a passare di qua. Perfetto.
Olè! E per quanto riguarda il gameplay di Formula 1 2012, ragazzi, credo che lo caricherò a fine di questa settimana proprio perché ho avuto innumerevoli problemi di connessione e adesso proprio non sono riuscito a effettuare neanche i semplici giri all'interno del circuito, quindi alla fine di questa settimana arriverà il gameplay. Vediamo un po', perfetto, questa potrebbe essere un'ottima idea. Attenzione a non romperci l'osso del collo che siamo alti 5000 metri qua sopra. Olè, vediamo un po', perfetto, dall'altra parte ci deve essere l'appiglio per salire al piano superiore, ottimo. Perché le hanno fatte così complicate queste dannate torri radio? Guardate un po', qua proprio volano gabbiani e piccioni, dobbiamo stare attenti alla nostra destina se ci arriva qualche escremento, quindi molta calma. Olè, ci sarà un vento qua sopra. Vediamo un po', ci deve essere qualcosa, bene, un bel forziere, $25, ci possiamo fare una birra ed ecco qui il nostro generatore. Vediamo di fare un po' gli elettricisti, sempre il nostro caro macete. Allora, vediamo i posti più importanti di questa nuova zona. Bene, meno male che ne capisci tu, amico mio, perché io proprio nulla. Allora, attivando questa torre radio avremo soprattutto innumerevoli armi disponibili. Abbiamo capito soprattutto che quelle belle pietre rosse, all'interno di quelle pietre viene inciso il nome dell'eventuale giocatore che ha avuto il risultato migliore in una determinata sfida. Bene, ok. Successo, torre radio attivata. Vediamo un po' di prendere una bella scorciatoia verso il basso, ragazzi. Ole, usiamo il cavo. Eccoci qua immediatamente verso la baracca. Abbiamo ottenuto un altro bel punto abilità. Questo lo utilizzeremo magari più avanti. Allora, attenzione là che c'è un bel soldatino. Ole, vediamo di andarcene via. Il quad non l'ho mai utilizzato, forse una volta. Vediamo di prenderlo. Ce ne abbiamo benzina qui dentro. Perfetto, partiamo. Vedete un po'. Via, 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 via. Dannazione. Da dove possiamo passare? Oddio, no, calma, oddio, no, calmati, oh, mamma mia, meno male che abbiamo i freni all'interno di questo bel quad, una specie di montagna russa. Attenzione, calma, attenzione, non è che ci esce un giaguaro e ci mangia le chiappe da questi dannati posti. 400 metri il nostro obiettivo, presto, oddio. Oh no, ci hanno visto, dannati, addirittura hanno la mitragliatrice fissa, ci seguono, dannazione. Meno male che il quad è molto più veloce dell'auto. Perfetto, 290 metri dalla nostra posizione. Passiamo dalla spiaggia, potrebbe essere meno visibile per gli avversari il nostro quad. Ok, andiamo. Oh, guardate quante belle foglie che ritroviamo qui, innumerevoli specie, blu, bianche e addirittura gialle. Questa zona me la devo segnare. Diamo un'occhiata nella mappa dove ci ritroviamo. Perfetto, siamo nella zona sud di Bad Town. Perfetto, me lo scrivo da qualche parte appena posso. Ok, eccoci qua. Mi ricordo che abbiamo lasciato Buck nella spiaggia ed è proprio quello che mi aspetto di trovare, ovvero il nostro caro amico. Vediamo un po', questa è zona di caccia squali, tanto per curiosità. Vediamo un po', sì, mi sa ragazzi che all'interno dei prossimi gameplay spero all'interno di questa settimana di farvi vedere una bella caccia allo squalo bianco. Ancora devo capire come si fa, ma credo che non ci voglia molto. Una bella carica di adrenalina e il nostro bell'arco possono essere fondamentali. Se sapevi dove dovevo andare, perché non me l'hai detto subito? Jason, levati le mutande dalle chiappe. Non sono io a giocare, sei tu. Io sono lo spettatore e mi aspetto uno show coi fiocchi. Levati di mezzo. Beh, no, non prima di una lezioncina di storia. Hm? Sei pronto? Ascolta bene. Prova a immaginarti un colossale monumento all'ironia. I cazzo di giappi formano un'unità speciale per trovare tesori perduti e ricchezze per il loro impero. Ma quei segaioli non si rendono conto che stanno costruendo proprio su quello che stanno cercando. Chiedimi cosa cercavano, Buck? No. Meriti una bella bacchettata. Ma sai che c'è? La darò a Kit. Cercavano la Chao Cazzo Yang, l'ammiraglia che apparteneva a quel famoso generale cinese Zheng Yi. La bagnarola, puff, è sparita nel nulla, con tutti i suoi tesori, eppure il mio cazzo di pugnale. Cioè, fa attenzione, eh? La lezione è finita. A quanto pare questo deve essere una specie... che cos'è questo luogo? Vediamo un po'. Dal portellone mi sembra l'entrata di una nave. Giù ai moli, segui la bussola per trovare l'ingresso. Allora, entra nel bunker. Deve essere un bunker o qualcosa del genere. Vediamo un po'. Ah, perfetto. Siamo addirittura all'interno di un nuovo scenario. Vediamo che cosa possiamo ritrovare all'interno. Perfetto ragazzi, eccoci finalmente all'interno del bunker. Vediamo un po'. Raggiungi il molo del sottomarino all'interno sempre della nostra missione giù ai moli. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Allora, 17 metri il nostro obiettivo. Vediamo un po'. Questa deve essere una specie di...
sottomarino, una cosa del genere. Qua ci sono delle scritte giapponesi, vediamo da questa parte. Attenzione, qua ci deve essere una sorta di piano superiore, vediamo se possiamo salire al di sopra. Qua ci deve essere per forza qualche cosa di importante. Perfetto, ci sono delle funi, ottimo. Mi sono preso apposta il mitragliatore, ragazzi, perché si sentono davvero dei rumori. Oddio, attenzione che si sentono serpenti. Cosa c'è qui intorno? Oddio, vediamo qua cosa c'è. Oddio, maledetto, crepa. Lo sapevo che c'era qualcosa di maledettamente stronzo da queste parti. Madonna, c'è sempre qualche cosa che mi fa prendere un bello spavento. Sì, jolly, mi danno il jolly. Dove? Maledizione. Pensavo di trovare qualcosa di più importante. Allora, a quanto pare è un sottomarino questo dannato luogo. Cosa c'è qui? Vediamo un po'. Procediamo sopra. Ci deve essere qualche cosa di importante. Vediamo da questa parte. Qua ci deve essere... Attenzione a questi dannati topi. Saltiamo. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta, attenzione da questa parte, non è che ci spunta qualche granchio enorme che ci divora con un solo boccone, attenzione. Maledetto, che cosa vuoi combinare? Avevo sentito che c'era qualcosa di strano. Perfetto, eliminato il nostro cobra reale. Tutte ste foglie qua mi fanno sempre venire una gran paura. Vediamo qui intorno, non è che ci rompiamo l'osso del collo buttandoci da qua sopra. Attenzione. Checkpoint raggiunte, perché abbiamo salvato? Maledizione, ci deve essere qualcosa di strano. Trova l'ingresso della grotta, non mi sono mai piaciute le grotte. Meno male che abbiamo potenziato la nostra abilità subacquea, siamo dei veri e propri sub. Ottimo, allora, ecco, perfetto, qua ci deve essere qualcosa. Da questa parte possiamo procedere, vediamo un po'. No, a quanto pare no. Bene, andiamo dritto, sempre con calma, attenzione alla testina. Bene, 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 procediamo sempre dritto. Attenzione di qui. Che cos'è questo posto? Oddio! Ci sono gli uomini di Vars. E infatti è infestato di maledetti stronzi. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Innanzitutto vediamo di trovare un bel appiglio, soprattutto per agire furtivamente. Questo è un residuo bellico tedesco, una specie di caccia. Vediamo di uscire di qua. Troviamo una sorta di punto di approccio, un ancoraggio per fuggire da questa dannata melma. Procediamo di qua, vediamo un po'. Calma. Calma. Ancora un colpo. Attenzione. Dobbiamo procedere sott'acqua, ragazzi. L'unico modo per avvicinarci al nemico. Procediamo di qui. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Avanti. Perfetto. Attenzione, innumerevoli uomini. Vediamo di tirarci quel maledetto sott'acqua. Non si accorgerà di nulla. Vediamo un po'. Presto, presto, presto. Vieni qua, amico mio. Vieni qui. Dannazione, è troppo lontano dalla nostra posizione. Dobbiamo procedere sulla terra. Bene. Il nostro arco, arma migliore per adesso. Dobbiamo agire furtivamente. Questo è il primo picchiatore. L'ho sentito davvero. Eccati questo, amico mio. Li stiamo facendo fuori uno dopo l'altro, ragazzi. Vediamo di ingaggiare uno scontro armato. Attenzione. Beccati questo, amico mio. Ecco, in un altro là sopra. Dobbiamo essere molto precisi. Dannazione. Perfetto, eliminato, un ottimo colpo alla testa. Attenzione che ce n'è uno che si è svegliato, come possiamo dire, si è insospettato. Attenzione, via di qui, vediamo di raccogliere le nostre frecce che sono vitali. Devo vedere un po' di allargare la nostra bella faretra, potrebbe essere importante. Bene, qui ci deve essere ancora qualcun altro. Vediamo di non attivare gli allarmi, che potrebbe essere un problema. Guardate questo maledetto che si sta prendendo il sole. Vieni qua, amico mio, beccati questa. No, non l'ho preso. Perfetto. Abbiamo perso notevoli frecce. Vediamo di riprenderle. Vediamo un po'. Eccola qui. Oh. Attenzione. Eccolo. Perfetto. Dove volevi andare, amico mio? Vediamo di catturare immediatamente tutte le frecce che abbiamo perso. Ottimo. Mi devo ricordare anche o di allargare lo zaino o di svuotarlo prima di una missione. Vediamo un po'. Zaino pieno, immagino. Vediamo di raccogliere soprattutto i soldi che possono essere importanti. Qui ci sono delle sigarettine. La via dei mozziconi di sigarette è sempre la migliore, ragazzi. Quindi vediamo un po' di seguire questa strada. Quante frecce ci rimangono? Vediamo un po'. Diamo un'occhiata. Perfetto. 7 frecce, ecco, perfetto, abbiamo 7 frecce più quella in canna. Andiamo dritto, ok, vediamo un po', questa deve essere l'entrata della grotta. Allora, cosa ci può essere di così tanto interessante? Andiamo, bene. Allora, le grotte non mi sono mai piaciute, non mi piace questa storia. Trovo un modo di accedere alle rovine. Bene, ci deve essere il pugnale del nostro amico qui intorno. Attenzione con tutta sta fauna. Ehi, qua c'è una specie di serpentello, vediamo un po'. Meno male che abbiamo la nostra bella macchina fotografica che può identificare il tutto. Calma, calma, che è questa cosa? Oddio.